Stiamo attraversando una situazione, congiunturale di difficoltà. Le aziende venete si riscoprono attente a quello che succede, anche con uno sguardo magari verso ovest. Ecco, a che punto siamo? Beh, sicuramente la situazione di difficoltà e di cambiamenti forse un po' repentini per ragioni diciamo esterne e quindi troviamo le aziende che devono un po' ricalibrare appunto i loro passi. La cosa importante è che mantengano i piedi ben saldi e che non ci sia appunto delle psicosi o delle crisi particolari. È vero, c'è uno spostamento anche verso ovest, un po' guardando verso Milano, per esempio per le sedi, per esempio, delle imprese, dove però mantengono ovviamente la parte produttiva nel nostro nord-est. Io credo che sia ehm, unito a appunto una modalità di, chiamiamola crisi o comunque di difficoltà, ma unita anche a un cambio un po' di passo, un po' culturale, che forse era anche necessario. Parlavo appunto di un aspetto culturale, ehm, anche nei passaggi generazionali, anche nell'attrattività di manodopera, e questo è un tema, caldo sempre qua nel nostro territorio. È proprio questo di cui parlavo, di passaggi generazionali e passaggi appunto culturali che vedono un modello di impresa cresciuto con grandissimo successo in tempi relativamente brevi, adesso forse trova il suo momento in cui ehm, ehm, rafforzare le proprie fondamenta. E questo è abbastanza naturale, appunto in un'economia che è cresciuta abbastanza in fretta, le fondamenta magari forse adesso non sono più adeguate a sostenere l'edificio e quindi vanno rafforzate senza grandi spaventi, senza grandi paure, ma con una consapevolezza nuova anche della propria dimensione. Ecco, durante, questo forum lei, ha citato spesso una massima veneta, no, saper fare e far saber. Sì, questo è una cosa che ho imparato in famiglia, ed è effettivamente mi sembra che descriva bene quello che, succede in Veneto. Prima si fa e poi si fa sapere. Ecco, è chiaro che è più importante la prima della seconda, però anche la seconda non va trascurata perché è importante che ci sia una consapevolezza anche di quello che si fa e anche uno stimolo per un disegno del futuro. Sono pronte le aziende? E io direi di sì, bisogna che ci siano anche in campo, le, strutture e anche appunto i sistemi di governo e anche le associazioni che le sostengano e che le accompagnino.